Vogliamo accostarci alla parola di Dio. Vogliamo leggere un passo che troviamo in Luca, capitolo 24, dal versetto 13. Luca 24, dal versetto 13, fino a poi alla fine del capitolo. Lo leggeremo fino alla fine, così si conclude anche l'Evangelo di Luca. Gloria al Signore. Luca, capitolo 24, versetto 13, vi dico già grazie per esservi alzati in piedi, per onorare la parola di Dio. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. 2 di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre parlavano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti così da non riconoscerlo. Egli domandò loro: di che parlate fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non era necessario che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare oltre. Essi gli fecero forza, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e spezzatolo lo diede loro. Allora gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? E alzatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato riconosciuto da loro nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo,
mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che era necessario che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risuscitato dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quanto a voi, rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Poi li condusse fuori fin presso Betania e alzate in alto le mani li benedisse. Mentre li benediceva si separò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia ed erano continuamente nel Tempio benedicendo Dio. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Alleluia. Gesù non viene riconosciuto da questi due discepoli. Uno di loro si chiama Cleopa. Ed erano così scoraggiati e afflitti, così delusi. E si incamminarono per questo villaggio, Emmaus, distante, ci dice la scrittura, da Gerusalemme 60 stadi, che sono circa 12 chilometri, che percorrevano a piedi. E nel fare 12 chilometri a piedi ce n'è da parlare, no? Abbastanza. Parlavano l'uno con l'altro, ma nessuno incoraggiava l'altro. Ma tutti e due si deprimevano a vicenda. Io immagino una scena. Uno è triste e l'altro è più triste. Poi si accorge che l'altro è più triste, no, devo essere più triste anch'io. Io credo che quando si realizza Gesù c'è gioia. Amen. Amen. Ma i loro occhi erano così impediti che non si accorsero che poi ad un tratto si unì nel loro cammino Gesù stesso. Era appena risorto il Signore. A proposito, Gesù è vivente. Amen. Amen? Ancora oggi Gesù è vivente. Gloria a Dio. Gesù sapeva che questi discepoli, e un po' tutti, dagli 11 che erano rimasti, erano 12, sono rimasti 11, conosciamo il motivo, vero? Ma c'erano anche altri discepoli e sembra di comprendere dalle scritture che erano tutti scoraggiati. Ma Gesù non lascia mai nello scoraggiamento. Il fatto stesso che egli si cura di visitarli. In altri passi troviamo che appare poi arriva al mare, compare mentre erano in una stanza. Non ci lascia mai nello sconforto il Signore. Ed è importante credere questo, perché a volte ci chiudiamo in noi stessi. Proprio come questi discepoli, invece di camminare per quella via che si chiama fede in Cristo, ci incamminiamo per un'altra via, che è la strada dello scoraggiamento. E anche noi ci incamminiamo per questo Emmaus così ideale.
Gloria a Dio. Ma Gesù sa la nostra debolezza e soprattutto mi piace pensare che Lui non ci vuole mai lasciare. Amen. Gloria a Dio. Chi non è mai deluso, scoraggiato, afflitto? C'è qualcuno che non lo è? Tutti somigliamo a questo Cleopa e a questo suo compagno e non ci rendiamo conto che il Signore invece è accanto a noi. Perché? Perché a volte, non lo so, ma ci piace stare in uno stato di depressione. E invece Dio ci dia grazia di essere sempre positivi. Perché alla base di tutto c'è il credere in Cristo Gesù, il Signore, e nel suo amore per noi. Amen. Alleluia. Vedete, Gesù appare e si incammina con loro. Credo che avevano visto Gesù tante volte, ma non lo hanno riconosciuto. Ma Gesù non aveva nessuna maschera, era lì accanto a loro. E i loro occhi erano impediti così da non riconoscerlo. Signore, vogliamo riconoscerti nelle nostre vie. E quando non ti riconosciamo, vogliamo cercarti. Alleluia. E Gesù intavola con loro una discussione, cerca di trovare un appiglio, qualcosa. Ma di che cosa state parlando? Lungo il vostro cammino. Ed essi si fermarono tutti tristi. E uno, Cleopa, rispondendo, disse: ma tu solo non sai quello che è accaduto, sei forestiero, tutti sanno e tu non lo sai. No, Gesù sa ogni cosa. Siamo noi che non sappiamo nulla, Lui sa ogni cosa. Quello che è accaduto. Che è accaduto? Il fatto di Gesù Nazareno, era accanto a loro. Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente, in opere e in parole, erano fermi al passato. Gesù è sempre presente. Amen. A volte anche noi siamo fermi al passato, ma ancora oggi c'è Gesù. Come è stato ieri nella tua vita, c'è ancora oggi. E lo sarà anche domani, per fede, gloria a Dio. Ma questi erano fermi al passato, Gesù era accanto a loro. Era un profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio e tutto il popolo. E come i capi sacerdoti, i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo fosse Lui che avrebbe riscattato Israele. Amen. È proprio questo, era proprio Lui che ha riscattato non solo Israele, ma tutta l'umanità. Amen. Gloria a Dio. Noi speravamo fosse Lui. Lì c'è tutta la delusione. E invece non c'è più, ma era accanto a loro. Non c'è più, ed era Lui, era Gesù, parlava con loro. Sono passati 3 giorni da quando sono avvenute queste cose. È anche vero che certe donne ci hanno comunicato e sono andate alla tomba e il suo corpo non c'era. È anche vero che qualcuno dice che è risorto, ma noi non lo vediamo. Ma come siamo duri. Vogliamo dire: Signore, perdonami. Perdonami. Fammi essere più malleabile. Non rigido. Modellami tu, Signore, perché io sia l'argilla e tu il vasaio. Fai di me un vaso nuovo. Fa che possa avere la forma che tu hai stabilito che io abbia. Gloria al Signore. Poi mi piace Gesù, ha sopportato abbastanza. E poi, insensati!
e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non era necessario che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? Non era necessario. Amen. Era necessario che Gesù venisse a questo mondo e soffrisse come ha sofferto e che morisse in croce. Era necessario. Noi lo comprendiamo adesso, vero? E possiamo dire grazie Gesù per la tua vita in sacrificio, per il sangue che hai versato per noi. Amen. E cosa fa Gesù? Che pazienza che ha Gesù. Cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Grazie per la tua parola, Signore. Sapete che ancora oggi la Bibbia è il libro più stampato, più venduto, più letto al mondo, più tradotto. Perché cielo e terra passerà, dice Gesù, ma non la mia parola. Grazie a Dio per la sua parola, che troviamo scritta. Tante storie si sono tramandate verbalmente, no? Ma voi sapete che alla fine, la storia della fine non è mai come quella dell'inizio. O no? È vero? Mi hanno mai raccontato una cosa, che a sua volta gli è stata raccontata, che a sua volta gli è stata raccontata, poi a te ti arriva forse un briciolo di verità, ma non è mai quella la verità. Grazie a Dio per le cose che sono scritte, perché sono stabilite. Gloria a Dio. Finita la sua predicazione, Gesù fa come se vuole lasciarli. Erano quasi arrivati a Emmaus, ma i discepoli fecero una cosa, lo trattennero. Rimani con noi, Signore, perché si fa sera. Il giorno è già declinato, è già finito il giorno. Rimani con noi, sentiamo avvicinarsi la sera. Che bella questa richiesta, rimani con noi, Signore. Che il Signore rimanga sempre con te e con me. Perché il buio verrà. Il buio si sta avvicinando, il giorno sta per finire. Ma qual è questo giorno? È il giorno della grazia di Dio. Sai che un giorno la grazia di Dio finirà? E dopo non ci sarà più tempo né possibilità. Perché oggi è il tempo di accettare Gesù. Amen. Alleluia. Il giorno sta per finire. E il buio sta arrivando. Signore, rimani con noi. Amen. Alleluia. E Gesù accetta questo invito. Se tu lo inviti, Gesù accetterà il tuo invito. Ed egli entrò per rimanere con loro. Che bello. Gesù quando è entrato nella mia vita è entrato per rimanerci. Amen. Non è che mi ha detto, questo giorno so con te, poi ti lascio solo. No, Signore non mi ha mai lasciato solo. A me. In tanti anni di fede non mi ha mai lasciato solo. E ancora oggi sento la sua presenza, gloria a Dio. Egli è nella mia vita. Dopo tanti anni, sì, quel Signore che ho conosciuto nella mia giovinezza è lo stesso Signore. Forse io l'ho conosciuto, lo conosco un po' di più, ma voglio conoscerlo di più. Amen. Alleluia. E quando si mette a tavola con loro, prende il pane, lo benedice e spezzatolo lo diede ai discepoli. Allora gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero
Ma Gesù scomparve alla loro vista. Gloria a Dio, perché ancora oggi il Signore spezza il pane. Amen. Alleluia. Anche se non stiamo celebrando la Santa Cena, il pane è la sua parola. Amen. Ancora oggi il Signore spezza il pane, dona la sua parola per donarla a noi. E questa parola che ascoltiamo e meditiamo e che entra nel nostro cuore ci apre gli occhi. Ci fa vedere cose che non riusciremo mai a vedere. Amen. Amen. Cosa ci fa vedere? Che Gesù è qui in mezzo a noi. Ci crediamo. Amen. Alleluia. La presenza del Signore, quella visita di Gesù, quella condivisione del cammino, della loro tristezza, quella predicazione di Gesù, l'agire di Gesù ha suscitato in quegli apostoli qualcosa. Tanto che si parlavano adesso dicendo: ma non ardeva il nostro cuore dentro di noi? Mentre Egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture, non ardeva il nostro cuore? Gloria a Dio. Ancora oggi il Signore fa ardere il mio e il tuo cuore. Amen. Alleluia. Quando siamo alla sua presenza non possiamo rimanere indifferenti se il nostro cuore è ben disposto o no. Amen. Se il tuo cuore è chiuso, rimarrà chiuso. Ma se apri il tuo cuore alla sua presenza, non potrà rimanere indifferente il tuo cuore. Alleluia. Gloria al Signore. Perché la parola di Dio è come una spada doppio taglio. Penetra nelle profondità del cuore, dell'essere dell'uomo. Sa parlare al cuore il Signore. Amen. Alleluia. E alzatisi, in quella stessa ora capirono che non dovevano stare a Emmaus, dovevano tornare a Gerusalemme. Gloria a Dio. E tornarono a Gerusalemme. Trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto. E mentre parlavano di questo, il Signore apparve ancora, in mezzo a loro, salutandoli. Ciao, sono qui. Pace a voi. Per questo noi ci salutiamo con la pace del Signore, perché così Gesù ha salutato i Suoi. E quando ci vediamo per strada, non salutiamoci con ciao. Salutiamoci con la pace del Signore. Pace, fratello, pace. E se ci abbiamo la possibilità di avvicinarci, pace. A proposito dell'amore cristiano. Amen? Amen. Lasciamo che gli altri si salutino con ciao. Che sapete cosa vuol dire ciao? Schiavo tuo. Io sono schiavo tuo, no? Io sono libero in Cristo Gesù. Alleluia. E nonostante questo rimasero sempre smarriti, impauriti. Apparve Gesù. Pensavano di vedere uno spirito. Alleluia. Perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Dio ci dia grazia che nel nostro cuore possano sorgere sentimenti e pensieri che ci avvicinano in una bella armonia con il Signore. Amen. A volte diamo spazio a cose invece che dobbiamo tenere lontano. È vero? Invece delle cose che ci avvicinano al Signore, quelle non vogliamo pensarle. Oh, gloria a Dio. Gloria al Signore. Diamo lode al Signore. Amen. Alleluia. Anche quando non siamo in chiesa, siamo a casa nostra, spendiamo del tempo a dire: oh, gloria a te, Signore. Amen. Alleluia. Perché così, vuoi o non vuoi, il tuo pensiero sarà indirizzato verso il cielo. Amen. E il tuo cuore
dirà al Signore: parlami di te, Gesù. Amen? Amen. Amen. E certi pensieri, certi sentimenti li terrai lontano. Gloria al Signore. Mostrò le mani e i piedi, Gesù. Toccatemi, non sono uno spirito, sono vivente, toccatemi, ho carne e ossa. Gloria a Dio. E ancora per dimostrargli quanto fosse vero, avanti, avete qualcosa da mangiare qui? Fatemi mangiare qualcosa. Abbiamo qualcosa da dare a Gesù? Non da fargli mangiare, ma da offrire a Lui. Ce l'abbiamo qualcosa? Amen. Sai cosa vuole il Signore? Il cuore, non vuole nient'altro. Non vuole i tuoi soldi, no, vuole i tuoi problemi, vuole i tuoi bisogni, le tue afflizioni. Queste cose vuole il Signore. Vuole la tua riconoscenza, il tuo affetto, il tuo amore. Questo vuole il Signore. Amen? Amen. Alleluia. E poi si conclude dicendo che Gesù ricorda ancora loro tutte le cose che la Scrittura dice su di Lui, di nuovo, cominciando da Mosè, dai profeti, dai salmi. Perché? Perché la parola di Dio è fondamentale. Amen. Possiamo fare a meno anche di cantare, credetemi. Anche della musica, ne possiamo fare a meno. Perché non sono cose fondamentali per cercare la presenza di Dio. Siete d'accordo? Amen. 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 Se c'è la musica, gloria a Dio, qualche cantico, gloria a Dio. Ma che cosa sono il canto, la musica? Dice qualcuno, il canto è l'umile ancella al servizio dello Spirito del Signore. Può portarci verso una condizione spirituale e anche emotiva necessaria, ma non c'è solo l'emotività. Dio è spirito. Amen. Amen. E quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen. E quindi fondamentale, ripeto, la preghiera e la parola di Dio. Amen. Queste sono cose fondamentali. Gloria al Signore. Poi Gesù aprì loro la mente per comprendere le Scritture. E credo che ancora oggi noi abbiamo bisogno di questo. Aprici la mente, Signore. Aprimi la mente, perché tu parli in modo chiaro. O no? Io credo che Gesù sia chiarissimo. E a parte l'abilità dell'oratore quando predica, cose che io non credo sempre nell'unzione dello Spirito Santo. Perché se dei pescatori sono stati capaci di diffondere la parola di Dio e di convertire tante persone, vuol dire che tutto è possibile. Se tutto avviene nello Spirito, per la potenza dello Spirito Santo. Amen? Amen. Alleluia. Allora apri loro la mente per comprendere le Scritture. È scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risuscitato dai morti il terzo giorno. È tutto scritto. Quello che è stato scritto, è stato detto, predetto, sia adempiuto. Amen. E aspettiamo un altro adempimento. Il ritorno di Gesù. Non tornerà più come un bambino, sapete? Non ci sarà più Maria e Giuseppe, no? Tornerà nella sua gloria, con la sua gloria, a rapire la sua Chiesa. E noi questo stiamo aspettando, il ritorno di Gesù. Alleluia. Sarà prossimo. Amen. Non so dirvi quando, ma è vicino. Tutto ci parla di questo. E anche questo si adempierà. Gloria al Signore. Voi siete testimoni di queste cose, dice ai suoi discepoli. E anch'io mi sento un testimone, non di Geova, ma un testimone di Cristo Gesù il vivente, che non è una religione. Cristo Gesù il Figlio di Dio. Amen. Siamo testimoni di queste cose perché lo abbiamo sperimentato, che è vivente. Amen.
E se qualcuno non l'ha sperimentato, questa mattina Dio ti dia grazia. Che anche tu lo possa sperimentare. Alleluia, Gesù. Gloria al Signore. Ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Cos'è? Lo Spirito Santo. Quanto a voi rimanete in questa città. Dio, darci grazia di pregare per questa città dove abitiamo e di vedere qui in questa città l'opera tua crescere e prosperare per la tua gloria. Amen. Alleluia. Rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Poi li condusse fuori fin presso Betania. Che bello, fino all'ultimo il Signore mostra sempre la sua gloria ai suoi. Li conduce fuori. Conducici fuori, Signore. Fuori dal contesto dove siamo obbligati a stare. A volte non avete il desiderio di stare soli con Gesù. Poi li condusse fuori fin presso Betania, alzate in alto le mani, li benedisse. E le mani di Gesù sono ancora alzate per benedire la sua Chiesa. E mentre li benediceva, si separò da loro e fu portato su nel cielo. Lo videro salire nel cielo. E i discepoli si misero ad adorarlo, adoravano Gesù. Ed essi, adoratolo, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E la loro vita fu dedicata al Signore. Tornavano a Gerusalemme benedicendo Dio e stavano continuamente nel Tempio. Perché quello che avevano realizzato lo volevano ancora realizzare. Gloria a Dio, Le benedizioni che hanno vissuto con Gesù li volevano ancora. E io dico, ma le vogliamo anche noi le benedizioni del Signore? Alleluia, adoriamo il Signore. Vogliamo alzarci in piedi, gloria a Dio. Alleluia.